Ci parlerà di una storia che è accaduta nel periodo della dittatura fascista in Sicilia. Bellico. Questa è la madre di mia nonna e si chiama Rigaglia Maria Catena. Questo è il marito, Pagano Marco. Questa è una foto quando io avevo 4 anni e questo tipo di fotografia fu ordinato da un gerarca fascista, mia madre, che le ordinò di portarle le foto di mia e di mio fratello maggiore, i figli della lupa. O perlomeno non chiese in divisa le foto. E mia madre fece questo tipo di foto, in divisa. Da quel giorno mia madre fu dichiarata antifascista. Fu dichiarata antifascista? Antifascista. Perché ci buttavi foto? I foto in divisa di aviazione e non di figli della lupa. E non di figli della lupa. Questo qua, vedi questa foto qua, è mio zio, fratello di mia madre, ed era in marina durante il periodo bellico. In più, cugini, mio padre e altri erano in guerra, quindi non potettero applicare tutte le ristrettezze riservate agli antifascisti. E il vostro danno quale fu, oltre a questo della dichiarazione? Perché cosa incorreva poi questa dichiarazione di antifascismo? Avrebbe avuto tessere, cose, conseguenze, magari sequestro di tessere annonarie, ma siccome fra le altre cose mia madre era anche Croce Rossina, ecco. Quindi Croce Rossina di guerra, andava negli ospedali, e questa qua mia madre a quell'epoca. O perlomeno l'epoca bellica è questa, l'epoca bellica. Quindi non è stato applicato nessuna ristrettezza. Solo la dichiarazione di antifascista. Dichiarazione di antifascista. Quando noi mia madre fu trasferita all'ospedale di Bronte, perché abbiamo perso la casa sotto i bombardamenti. La casa di via Cristoforo Colombo, cui è stato rifatto tutto l'interno, ma rimase in piedi l'esterno ed era di fronte alla via Plebiscito. Quindi ci trasferirono lì, da lì poi siamo stati costretti a recarci nuovamente nel paese dove siamo nati, a Solicchiata. Lì abbiamo dovuto, nonostante la mia famiglia era abbastanza agiata a quell'epoca, abbiamo dovuto adattarci come tutti quanti, solo che mia madre comprò poi animali, cose, perché c'eravamo troppi bambini. E un giorno mia madre, mentre rientrò da Catania con mia nonna, che sarebbe questa qua la nonna, mentre rientrò con mia nonna, e non la trovo, mentre rientrò con una famiglia di ebrei, a che tutti, nonostante noi avevamo di fronte, la caserma radiotrasmissione tedesca a Solicchiata, mia madre non ebbe paura di portare e abbiamo ospitato questa famiglia qua, famiglia di ebrei, che andarono via quando gli americani o gli alleati percorsero la strada statale 120 che passa per Solicchiata e finisce questa strada a Giglio Cerda, si affiancarono agli alleati ed andarono via. Però tutto il periodo che rimasero queste persone lì, la famiglia di mia nonna, cioè il fratello di mia nonna, compreso la sorella Rosa di mia nonna, sparirono da Solicchiata. Si sono rifugiati presso altri parenti della moglie del fratello di mia nonna, che si chiamava Russo Nunziata, quindi se ne andarono presso questi parenti qua.
Intanto che non finito questo periodo fecero rientro. Io mi sembra questa è una piccola... Va bene, grazie Leonardo, a Leonardo Seminara che ci ha raccontato questa bellissima storia di quasi 60 anni fa. 68. 68 anni fa. Ciao, grazie. Leonardo Seminara ha fatto un ricorso al Consiglio europeo dei diritti dell'uomo per una questione molto grave che dal 2004 si trascina presso i tribunali della Sicilia. Ha fatto questo ricorso e l'ha presentato ora nel periodo di luglio del 2008. Qua abbiamo di fronte la sua domanda e il modellino realizzato dalla Commissione della Comunità Europea dei Tribunali di primo grado della Comunità Europea per Giustizia e Diritti dell'Uomo che si trova a Strasburgo. Questo è il suo modulo compilato che ha già spedito.